Jumu'ah, che sarebbe il venerdì che noi musulmani ci incontriamo tutti quanti, vuol dire ogni venerdì alla moschea, che si fa l'abluzione, che si lava, vuol dire dove c'è il bagno, e si siede, si ascolta la celebrazione dell'imam, del khutbah si dice. Il sermone, khutbah. Il khutbah, e dopo 10-15 minuti dal sermone si inizia a pregare. Ci siamo accostati con molto rispetto a questo luogo di culto islamico che tutti chiamano moschea. Nasce nel 2015 proprio nel quartiere multietnico di Udine, Borgo Stazione, e da allora è meta dei tanti immigrati musulmani residenti in città di tutte le provenienze che si radunano qui soprattutto il venerdì. L'imam si chiama Fahim ed è arrivato da poco da Dhaka, la capitale del Bangladesh. Il suo sermone è in arabo, ma viene tradotto in italiano da un fedele algerino arrivato a Udine più di 25 anni fa. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha raccomandato nei tantissimi detti di trattare bene i genitori. L'importanza dei genitori, cari fratelli, perché? Loro che ci hanno fatto nascere in questa vita. E questo una misericordia che Allah Azza wa Jalla ha messo nel cuore dei genitori per far crescere bene i loro figli. Il sermone è finito e adesso l'imam, che vuol dire guida, invita tutti alla preghiera in cui i fedeli esprimeranno la loro devozione ad Allah con i movimenti del corpo, in un unico grande collettivo orante disposto in file orizzontali. La preghiera è terminata, è ora di tornare al proprio lavoro, alle proprie case, alle proprie famiglie. Si recuperano le scarpe lasciate ai margini della zona sacra segnata dai tappeti e si sciama fuori, disperdendosi per Borgo Stazione, dove qualcuno ha parcheggiato la bicicletta o prenderà un mezzo pubblico o si fermerà a bere un caffè in compagnia.